Un altro libro si aggiunge alla collana dell'Acragas a colore. Questa volta è un libro dedicato ad un ragazzo che qui ad Agrigento ha perso la vita. Sì, in effetti questo è l'anno 79-80, come vedete è un libro un po' più recente rispetto a quello che ho fatto in passato, quelli erano degli anni 60, per cui insomma, ho voluto riavvicinarmi un po' con gli anni, in quanto questo periodo è un periodo che era quando l'Acragas era in risalita per arrivare alla sempre agognata Serie C. Quell'anno l'Acragas fece uno squadrone e comprò specialmente in avanti due grossi calibri dal Modica, Ciccio Frangica centravanti e Roberto Petrella, quello a cui dedichiamo questo libro. Roberto era un'ala molto veloce che assomigliava molto a un giocatore dell'Olanda, Neskens, con i capelli al vento, io infatti lo chiamavo l'olandese volante. Purtroppo dopo 3 gare di cui magari io mi ricordo che una non giocò a Mazzara, infatti io lo conobbi in quell'occasione che abbiamo parlato negli spogliatoi, vicino nell'area degli spogliatoi di Mazzara, poi fece una grossa partita con la Frattese, poi andò a trovare la fidanzata a Modi che purtroppo nel ritorno è morto vicino Licata. Questo è stato un grosso colpo per la squadra gragantina, perché purtroppo anche se era andata, l'ha fatto in testa, poi dopo cominciò a perdere punti e quindi fu sovrastato dalle due squadre napoletane, Frattese e Campania. Purtroppo fu un'occasione mancata, ma più che altro un'occasione mancata perché non abbiamo conosciuto bene Roberto Petrella, ma comunque da come si presentava era veramente un bravissimo ragazzo. Chi meglio di Ciccio Frangica non ha conosciuto così bene Roberto Petrella? Qui ad Agrigento l'abbiamo ammirato in pochissime partite, ma tu l'hai avuto compagno di squadra ai tempi di quando era a Modica. Sì, abbiamo giocato 2 anni a Modica assieme e poi disgraziatamente è venuto qui, è stata un po' la sua fortuna e la sua sfortuna, perché sapete perché è morto e come è morto. Veramente è stato un peccato per gli agrigentini, specialmente i tifosi del calcio agrigentino, perché era un ragazzo, prima un ragazzo come uomo era un ragazzo stupendo, un ragazzo solare, e poi come calciatore era pure un grande calciatore. Mi dispiace veramente per i tifosi agrigentini che non l'hanno potuto apprezzare.